Allora, brutti omosessuali, se c'è passato questo pulmino significa che il ponte tiene. Il chiosco è chiuso a 4 colonnine della corrente, quella è l'area camper proprio davanti al chiosco, c'è il carico e scarico, però il carico è... gli manca le levette, no? Da qui partono tutti i sentieri per il discorso escursioni. Abbiamo qua il torrente, già da là vedo che si può già andare lì a far camminate nell'immediato, e da internet non si capiva un cazzo, in realtà spazio ce n'è alla grande, possiamo venire in quanti vogliamo. Boh, perfetto, ricordatevi che adesso devo vedere gli orari del chiosco. Sì, avevo un piccolo angolo di paradiso, qua c'è il noleggio bici e noleggio e-bike, adesso è tutto chiuso, per carità, le docce. Ok ragazzi, veramente tanta roba. Guarda il calcetto, no, qua ci veniamo assolutamente, io adoro il calcetto. Tirami su 4 euro, panini, i prezzi, dicono che i panini sono ottimi, prezzi normali, però dicono che i panini sono ottimi, ho letto le recensioni e che forte. E guarda che bello, la cosa con i barbecue, è bellissimo, tanta roba. Dopo qua ci sono tutti i tavolini fuori d'estate, tra là un altro rubinetto. Sì, fantastico, i video che hai visto li stavo su quelli che ho mandato tramite WhatsApp agli amici del gruppo. Comunque ci sono tanti sentieri da fare, tanti. Che stracada. Allora, il posto è bellissimo ragazzi, guardate, veramente bellissimo, però per arrivarci, adesso qua sto andando verso le valli Schevening, per arrivarci è meglio avvicinarsi fino a che quando c'è l'area asfaltata con un van e lasciare i camper di là per evitarsi quei tot chilometri di asfalto che ti stancano e dopo non hai più la forza per salire perché è ripido, porca puttana. Non oso immaginare col sole, te c'ha più un sciopetone. Che bel giro in bici, che bene che sto adesso qua rilassato, ogni tanto ci vuole anche quello, sai. Te lo dico tante volte, cioè che fa malissimo stare sempre in relax eccetera, ma una volta ogni tanto per alternare è una cosa sacra, dovuta proprio al corpo. Ma non è questo che volevo dirti, anzi, non so come mi è venuta sta roba, che è giunto il momento di non pensare più in lire, ma passare direttamente all'euro. Questo perché, sì, ti dico, adesso un toast costa 7 euro, cioè tu non puoi andare avanti nella tua vita a uscire e dire pago 14.000 lire un toast, che fino a prima costava 3.000 lire, hai capito? Quindi cosa costa? 5 volte di più praticamente. E quindi basta. Adesso di 7 euro, beh, caro comunque, perché anche se fosse 7.000 lire è caro un toast, porca puttana. Cioè fino all'altro giorno che andavo a scuola al pub Le Occhette di Mestre, il maxi tostone con la salsa rosa e la Coca-Cola media seduti al banco costava 4.000 lire, porca puttana, in lire, cazzo, e qua ho 40 anni, noi no, 200. È una cosa che da anni ho cercato, non ho mai trovato nulla, mi sembra strano che non abbiano mai fatto questi studi scientifici, forse perché queste cose magari sembrano volgari, appaiono volgari, suonano volgari, io non lo so, però mi sono sempre chiesto la pericolosità di una scoreggia. Non sto scherzando, perché quando scorreggia il CP a me proprio mi sento dei malesseri e proprio mi viene anche mal di testa nelle tempie, perché proprio quando mi entra l'odore di merda proprio il mio corpo va in tilt. E allora quello che da tanti anni io mi sono sempre chiesto, ma una scoreggia, se tu avverti l'odore della scoreggia vuol dire che ci sono delle molecole, quindi non è che nell'aria comunque fluttuano i batteri e le schifezze delle feci? Adesso sì, serio. ChatGPT è andato in tilt con questa domanda, non mi sembrava così complessa. Ecco qua, ho chiesto a ChatGPT che si fa prima. Comunque dicono che sì, le feci, le scoregge possono trasmettere i batteri perché appunto, come ti ho fatto il ragionamento prima, sono parte delle feci. Se tu senti l'odore di merda vuol dire che una parte di merda è nell'aria, se no non sentiresti l'odore, è normale. E va bene, dai, ok, infatti sento io che d'inverno è sempre molto duro a vivere qua dentro, cazzo. Proprio è impregnato di merda sto camper. Guarda la scoresona che va in giro. Porca miseria, ladra. Il mio cane va in cammino. Dai CP, andiamo in cammino. Andiamo a fare il caccone. Dai, che ora? Non voglio fare lezioni di economia, però di una cosa molto importante che ho focalizzato
in questi anni, e un po' insomma il flash riassunto è venuto adesso in questo momento, e guardati esatto se uno camminando a fare questi pensieri, no, a parte scherzi. Allora io fin da piccolo ho sempre avuto questa grande passione dell'informatica, assieme ad altre per carità, ma che non c'entra niente, tipo a moto e tose eccetera. Ma quando poi ho iniziato a lavorare, che facevo i lavoretti, poi ho lasciato 1000 volte per andare sul posto fisso, ok? Ma in realtà il tipo che sistema i computer l'ho fatto tante volte. Però sai, qual è il problema di queste cose? Seguimi, è semplice ma non facile magari da digerire. Allora, se una cosa veramente ti piace, che è una passione, un divertimento, tu, almeno tu se sei come me, intendo, fai veramente fatica a chiedere soldi, hai capito? Ricevendo sciocchezze, oboli, cose simboliche praticamente, cioè tipo quando andavi a sistemare una roba e chiedi le 10 euro, le 20 euro, già ti sentivi in colpa con le 20 euro perché appunto ti piace, dici cazzo farmi pagare per una roba che mi piace e mi sento in colpa, hai capito? È una cosa automatica. Però ricevendo poco il tuo lavoro viene sminuito, cioè contemporaneamente si crea quest'altro processo di pesa all'interno del tuo cervellino che purtroppo svaluta il tuo lavoro, quindi ti demoralizza e ti fa sentire anche, tra virgolette, molto tra virgolette, una nullità. Quindi il mio consiglio è sulle tue passioni dedica sempre il massimo, anche perché insomma se è una passione non è un sacrificio dedicare il massimo, ok? Vedi se riesci a farci soldi della serie. Non so, se io ho solo la passione della moto, l'asa è dura perché o divento un pilota famosissimo, però là insomma la competizione è altissima, quindi il rischio di perdere è altissimo e se perdi poi ci resti male, ok? Quindi causeresti un po' la tua rovina ad avere ambizioni, come dice il buon Galimberti, troppo grandi, no? Però inventati qualcos'altro sulle moto. Scusa se ho preso l'esempio delle moto, ma perché mi sembrava un lavoro, cioè un tema su cui è tra virgolette impossibile trovare un lavoro. Però se c'è proprio sta passione delle moto, tipo io all'epoca volevo aprire un bar interamente dedicato alle moto, dove c'era anche un piccolo garage, c'era una mezza officina, mezzo bar, dove si faceva il tagliando, c'era la macchina che misurava i cavalli per fare gli sborroni, il simulatore di impennata, eccetera, 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 i videogiochi tutti a tema moto, le copertine con le moto, cioè tutte quelle cazzate, voglio dire. E in un ambiente giusto di motociclisti avrebbe fatto il boom quella roba lì, hai capito? Quindi vedi come la passione delle moto può essere dirottata su cose remunerative, ok? Essendo cose remunerative tu non devi andare a lavorare, o meglio non devi andare a fare il lavoro che non ti piace, ma puoi dedicare tutto te stesso al lavoro che ti piace, che se stai a moto, hai capito? Fate l'esempio. Sono sempre più motivato ad andare avanti, non tanto solo per i soldi, proprio l'aspetto economico che vedo diciamo crescere, ma per non so, la possibilità che ho di acquistare attrezzature, libri, corsi e cose del genere, capito? Per migliorare sempre ancora di più, ma soprattutto veramente provo questo senso di soddisfazione proprio, di orgoglio, perché sì, ok, magari dici prendo bene su certi lavori, però dico anche ok, ma cosa ho offerto? Una roba coi controcoglioni, gli altri riescono a fare così, 99% no, c'è un 1% sì, per carità, di gente magari che viene da fuori zona e fa il sito o altri lavori agli altri che ovviamente sono ben più bravi di me. Però insomma, ringraziando Dio, dove sto io, coi giri che ho io, eccetera, proprio praticamente non c'è concorrenza. E poi subentra anche il discorso della professionalità, cioè oltre alla qualità creativa subentra il discorso della professionalità che ti avevo fatto. Cioè è possibile che ho avuto 3 clienti che un sito / e-commerce le hanno consegnato dopo 1 anno e mezzo, 2, e che chiamano ste agenzie, non gli rispondono dopo 2 giorni, eccetera. Ma credo che sia controproducente anche per l'agenzia, perché voglio dire, se io quell'e-commerce là, che era semplice, banale, gliel'ho fatto più bello, più funzionale e tutto in meno di un mese, cioè con questi stessi sky, hai capito? Quindi va bene, dai, qua ci stiamo un attimo dilungando. Il discorso di prima è che chi ha il mio tipo di attività, ossia che può avere clienti
fuori zona, ok? Quindi non so, uno Poretto magari è sfortunato, ha un negozio fisico, ok? Cioè che lui non va a fare servizi a casa della gente, ma magari vende cose o vende servizi necessariamente in quel negozio perché ha bisogno di quegli attrezzi che sono solo dentro a quel negozio barra laboratorio, eccetera. Cioè, se a questo gli capitano tipo dei clienti che non capiscono niente, che non apprezzano e sono tirchi come non so cosa, sto qua Poretto va in fallimento e va in depressione, magari anche a ragione. Se invece come me hai la fortuna di poter uscire dal recinto, no, della clientela, stai attento, cercati sempre i clienti un po' più tra virgolette facoltosi, ma non perché se polli da spennare, assolutamente no, ma perché devi puntare sempre il tuo lavoro e le tue capacità a un qualcosa di alto. Faccio un esempio: se tu fai auto, non sta a essere il cinese che le studia tutte per fare l'auto più economica del mondo, che dopo sei una puttanata, casca a tocchi dopo 2 anni, no. Non dico di essere a Ferrari, ma punta verso a Ferrari. Sono accorto che mi sono bloccato e ho capito anche il perché quando ho detto punta verso la Ferrari, cioè punta ad essere la Ferrari, ho detto tutto, perché non ho detto sì la Ferrari, perché sennò là andavo avanti 3 ore col discorso delle aspettative, delle delusioni, delle frustrazioni eccetera, ma invece punta a essere a Ferrari, non sta pretenda di essere a Ferrari, ma punta e continua a puntare e continua su a Ferrari, ti porterà solo che benefici. Come tutti i miei discorsi, come credo quasi tutte le cose della vita, non bisogna pensare all'italiana, no? Cioè o è col paraocchi, o è così o è colì, no, ci sono infinite varianti. Io ti parlo sempre di quelle cose che tocco con mano, che raggruppano una sorta di grande percentuale, ok? Dico, se fai questa cosa in gran percentuale succede quella cosa, pertanto è ovvio che anche se tu sei bravissimo, sei il migliore della piazza eccetera eccetera, un tuo lavoro che magari vale 3.000 euro, uno ti dice ti do 800 euro, però vedi, anche lì puoi accettare, non tanto se hai bisogno di soldi, attenzione questa, ma beh, prima di tutto devi fargli capire al cliente: oh bambino, guarda che questa è una roba da 3.000 euro, che dopo io te la faccio 800 è un altro discorso. Cosa che faccio, non vorrei essere arrogante, diciamo, a dire, raccontare queste cose, però a volte o mi riferisco ai giovani, oppure sai, c'è proprio chi queste cose, non perché non arriva assolutamente, ma semplicemente non ci ha pensato, non che pensa, perché è talmente banali che non che pensa, è una cosa tipica dell'essere umano, insomma, e pertanto ho premesso questo perché sennò giustamente uno pensa: ma che cazzo mi sta dicendo questo, mi sta spiegando l'acqua calda? No, insomma, l'acqua calda è importante, come se è importante dica ai clienti: ascolta bambino, vai a vedere gli altri quanto cazzo ti chiedono, cioè come l'ho imparato anch'io quando tipo ho fatto la scrivania, ok? 1.750 euro. E io sono ignorato, ho detto: porca puttana, 1.750 euro una scrivania. Sì, vai a chiedere in giro quanto ti chiedono, 3.200 dall'altra parte. Ho detto: porco zio. E quindi ho detto ok, va bene, cioè, quindi sii consapevole del tuo lavoro, ma rendi consapevoli anche gli altri. Mi ricollego al discorso perché sennò la stavo tirando troppo larga. E se gli fai, sparo, gli 800 euro al posto di 3.000 di questo tuo servizio, lavoro, prodotto, quel che è, rendendo partecipe il cliente del reale valore di quella cosa, questo non può essere pubblicità gratuita. Io tipo l'ho fatto ogni tanto, sì, non spesso, ma ogni tanto ho fatto questa cosa con dei clienti. La cosa a cui ci tenevo di più era, sinceramente, dei soldi quando ho da mangiare, non è che stia là tanto a sbattermi, cioè se una roba vale tot che la faccio a meno, se ho voglia di farla a meno la faccio lo stesso a meno, però quello che invece no, lì proprio mi impunto, è che capiscano il reale valore di quella cosa. E questi clienti a cui ho fatto questi lavori a prezzo praticamente simbolico, capendo benissimo quanto cazzo hanno risparmiato, si sono sentiti non in colpa ma in obbligo di contraccambiare. In effetti ognuno magari porta altri 3-4 clienti, quindi hai capito, tra le infinità di varianti di questa, tra virgolette, regola, no? Che si rispecchiava su questa percentuale di reazione che ti ho spiegato, c'è anche questo, c'è l'eccezione che se tu vuoi puoi chiudere un occhio, prendere meno, ma è pubblicità.
Scusa se ti ho parlato di lavoro, ma secondo me è una cosa essenziale, perché è un divertimento, perché non stiamo parlando di lavoro come l'ho sempre fatto io per 30 anni, magari no, per 25 anni, ok? Che dovevo andare a lavorare, porca puttana, cioè era un sacrificio, ok? Con tutto il rispetto, perché mi fa male il braccio, vabbè, farò una puntata solo di questo praticamente, con tutto il rispetto ovviamente per chi non è riuscito, perché non è vero niente che non è riuscito, non è quella la sua colpa, che non è riuscito a trovare il lavoro che lo fa alzare felice la mattina, che ci andrebbe anche gratis, no? Purtroppo a volte ci sono le necessità, tipo uno ha famiglia, deve stare nella casa, i genitori anziani, cose del genere, qualsiasi cosa sia, deve rimanere in quel posto. In quel posto non esiste proprio la possibilità di crearsi questo suo mondo, questo suo desiderio, questo suo lavoro dei sogni, e pertanto deve accontentarsi, ma è così da sempre, porca puttana. Una volta scappava in America in cerca di fortuna, o tipo le ragazze del Coyote Ugly, no? Che inseguono il suo utopico sogno, dopo in tal film che riesce, in realtà 1 su 10 milioni. Però io parlo a chi ne ha la possibilità, a chi alla fine come me ha gli ingredienti per creare sta roba. Tipo guarda, io informatico, non c'entra neanche il discorso che vivo in camper, proprio il mio lavoro, il fatto di far siti o certe cose anche da remoto. Dico certe cose perché ogni tanto effettivamente faccio anche dei lavoretti in cui è obbligatorio proprio che io vada di persona, pochi ringraziando Dio, però c'ho anche quelli. Però insomma nel mio caso è facile, porca puttana. Cioè se devo far siti eccetera, mi studio un attimo l'immagine, il nome, cioè mi creo la reputazione, in poche parole, no? In modo tale che la gente parli di me e anche molto bene, quindi io non mi arrivano i lavori così come piovesse. Però sono tutte cose che effettivamente posso fare con dei clienti dalla Calabria, dei clienti dalla Sardegna, dei clienti dalla Germania, hai capito? E quindi sì, non faccio testo, però comunque ho voluto spiegarti un attimo la formula che c'era dietro, indipendentemente dagli ingredienti, che in questo caso i miei ingredienti è l'informatica, ok? Per vedere se anche tu puoi sfruttare queste piccole regole che veramente ti assicuro funzionano. Spero di essere stato chiaro. Come puoi vedere, io quando parlo faccio sempre 1000 cose, lavo i piatti, lavoro, cammino, porto fuori il cane, eccetera eccetera, perché la vita è una, c'è poco tempo e questa cosa non è il mio lavoro, è una cosa che faccio volentieri a titolo gratuito. Però insomma apprezzala per quello. Se avessi dovuto farla a pagamento, allora no, avrei preparato tutto lo studio con le luci, il discorso fatto, quella fotocamera che inquadrava eccetera. In realtà no, te trovi sto mona che è gratis col telefonino in mano così e ti spiega in riva al fiume qua la sua vita e la strada che ha percorso per raggiungerla. Dopo pranzo si andava a riposare, cullati dalle zanzariere, dai rumori di cucina, dalle finestre un po' socchiuse, spiragli contro il soffitto e qualche cosa di astratto si impossessava di me. Sentivo parlare piano per non disturbare ed era come un mal d'Africa. Mal d'Africa. Saturday night I'm a dreamer. I can't live without you. On my own lies a photograph. Please come back and stand by me. Con le sedie seduti per la strada, pantaloncine e canottiere, col caldo che faceva da una finestra di ringhiera. Mio padre si pettinava, l'odore di brillantina si impossessava di me.
piacere di stare insieme solo per criticare, ed era come un mal d'Africa, mal d'Africa. Saturday night, I'm a dreamer. I can't live without you. On my own, life's a photograph. Please come back and stand by me. Da una finestra di ringhiera mio padre si pettinava, l'odore di brillantina si impossessava di me, piacere di stare insieme solo per criticare, ed era come un mal d'Africa, mal d'Africa.